Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Parliamo di un argomento molto interessante, ovvero il piano casa. Che cosa ha comportato in un periodo di anni che ha coinvolto, avrebbe dovuto coinvolgere l'economia comunque del mattone, se ha portato effettivamente e in prospettiva può portare a movimentare un settore strategico per la nostra economia o non ci sono stati numeri significativi. È un settore molto importante, l'abbiamo detto, è un settore strategico con un indotto poi straordinario che ha sofferto e continua a soffrire e a risentirne. Non se ne parla più tanto effettivamente, come alcuni imprenditori ci hanno anche sottolineato, e quindi sembra che poi tutte le cose si vadano ad assestare. In realtà recentemente riprendiamo in considerazione, è stato ripreso in considerazione questo argomento ed Edelcassa con il suo osservatorio ha fatto un'analisi molto dettagliata. Noi con i nostri ospiti in studio vogliamo darvi un po' una panoramica, perché le opportunità poi del piano casa, che è la sua terza ristrutturazione e riproposizione, dà delle ottime occasioni per chi vuol fare degli interventi significativi e anche degli ambiti diciamo così di intervento importanti, con dei limiti minori sembra, adesso vedremo concretamente se è così oppure no, ma capire se gli sviluppi ci sono stati, se le prospettive ci sono, lo possiamo fare soltanto interpellando chi ne è coinvolto direttamente. Allora, per la ricerca e tutto quel che riguarda l'ambito di studio, il professore Federico Della Puppa, economista, grazie di essere qui con noi, grazie a voi. Autore appunto di questa attività. Teorema SAS, Paolo Bassani, presidente di ILI Confartigianato Imprese del Veneto, grazie di essere qui con noi anche a lei, e poi Virginio Piva, presidente di Cassa del Veneto, grazie, ben ritornato. Buongiorno. Anche a lei. Allora, cominciamo con lei professore per capire come si è ripresentato questo piano casa che nella terza edizione ha visto gli amministratori un po' non col sorriso sulle labbra, in modo particolare l'ambito della pubblica amministrazione e gestione della cosa pubblica. Sì, diciamo che alcune amministrazioni hanno impugnato anche in modo attraverso insomma, dei ricorsi lo strumento normativo che era la sua terza formulazione. Infatti quando lei ha detto la ristrutturazione, in qualche modo in effetti quello che è stato un elemento interessante di questa norma è che è stata una norma che inizialmente pensata per durare, comunque è stata attivata per step successivi. C'è stata una prima formulazione nel 2009, poi una nel 2011 la seconda e nel 2013 la terza approvazione. E nel frattempo, durante questo periodo, si sono imparate molte cose, si sono capiti alcuni sbagli. Si è capito ad esempio che alcuni strumenti che erano stati pensati dalla norma non erano particolarmente efficaci, potevano esserlo se ampliati e se dati in qualche modo lasciati un po' più liberi rispetto alla prima formulazione. Un esempio per tutti è quello della demolizione. Nella prima formulazione della norma si interveniva dicendo: vuoi un aumento di cubatura, te lo diamo, però devi demolire completamente la tua abitazione. Completamente. Il che dopo 2 anni di monitoraggio con Edelcassa delle azioni si era visto che le demolizioni complete si contavano sulle dita di una mano. Ma per forza di cose anche. Allora si è intervenuti ad esempio con una seconda formulazione nella quale si diceva no, demolizioni possono essere anche parziali. Noi abbiamo un sacco di le cosiddette villette del nostro territorio del Veneto che magari nel tempo hanno avuto delle adduzioni, no? Le cosiddette in termine tecnico si chiamano superfettazioni, e quando si è costruito magari il garage in più oppure la stanza in più col bagno eccetera. E oggi il piano casa permetterebbe di abbattere queste cose che sono state costruite dopo la costruzione della casa e magari di costruire in aderenza all'abitazione qualcosa che sia più consono e anche con un aumento di cubatura, ovviamente senza aggravi dal punto di vista fiscale, quindi oneri e quant'altro. E questo è un elemento molto forte dal punto di vista della proposta. L'altro elemento è che si è visto che la media negli anni, e questo proprio grazie al lavoro che l'osservatorio sul piano casa di Edelcassa ha fatto in questi 4 anni e mezzo, perché l'analisi è stata un'analisi fatta comune per comune, su un campione di 50 comuni che rappresentano il 17% della popolazione delle famiglie del Veneto, quindi un campione consistente. Si è visto che in realtà le pratiche non andavano oltre quelli che erano determinate soglie
anzi erano soglie molto contenute dal punto di vista del cosiddetto impatto ambientale che anche qualcuno ha criticato. E si è visto che in realtà si è costruito sul costruito, quindi senza consumare ulteriore suolo, questa è una cosa molto importante oggi per il Veneto, per l'urbanistica in generale, ma si è visto anche che mediamente, per esempio nelle aree residenziali, il piano casa è stato utilizzato per cubature medie di massimo 150-160 metri cubi. Si tratta, dividiamo per 3, 3,5, si tratta di 40, 30, 40, 50 metri quadrati in più per abitazione. Quindi può essere le 2 stanze per la nonna che viene a vivere con noi, per il figlio che vuole avere il mini Le cose molto appartamentino. minimali, Sì, insomma, minimali. mentre si pensava che Microsistemazione, potesse... non c'è stata l'aggressione al territorio, si pensava, però questo ha messo in moto un'economia non indifferente perché diciamo che le stime complessive che abbiamo fatto, proprio andando a valutare i singoli interventi e vedendo quanto avevano attivato e confrontandoli con ciò che le imprese dichiarano nelle nostre interviste, perché con Edilcassa, il Cassa Veneto e assieme ad Unioncamere ogni 3 mesi si fanno 600 interviste ad imprese di costruzioni del Veneto che finiscono poi nel cosiddetto osservatorio della congiuntura, cioè Veneto Congiuntura, diciamo è l'osservatorio sul mercato delle costruzioni del Veneto, che ogni 3 mesi legge i dati, analizza l'andamento del mercato, eccetera, con delle domande specifiche ogni 3 mesi sul piano casa, quindi andando a vedere anche le imprese quanto a loro ha attivato dal punto di vista dei lavori. E l'attivazione non è indifferente perché siamo arrivati complessivamente a un potenziale di oltre 3 milioni e mezzo 3 miliardi e mezzo di euro. E complessivamente in questo momento sono attivati effettivamente più di 3 miliardi. Ora, in un settore di costruzioni che vale complessivamente meno di 12 miliardi all'anno, in 3 anni di attività, perché il primo anno è partito molto lentamente, poi c'è stato un po' di stop nel rinnovo perché i ricorsi hanno frenato, eccetera, eccetera, però sostanzialmente possiamo dire in 3 anni, 3 anni e mezzo di effettiva attività, ha attivato quasi 1 miliardo all'anno, tra gli 800 milioni e 1 miliardo all'anno di investimenti. Non è male, No. non è male. Che in questo momento per questo settore significa aver dato un contributo variabile tra il 4 e il 5% complessivamente di tutto il giro d'affari. Ci si aspettava di più, di meno rispetto alla media nazionale, rispetto ad altre regioni? Io credo che aspettarsi di più sarebbe qualcosa di fuorviante. Probabilmente ci si poteva invece aspettare qualcosa di meno. La normativa dimostra che se una legge è fatta bene, è costruita con gli attori sul territorio, è discussa nelle sedi nelle quali poi la legge dovrà essere applicata, cioè è discussa con gli imprenditori. La stessa Edilcassa un anno fa, prima dell'approvazione, 1 anno e mezzo fa, prima dell'approvazione della terza e Confartigianato, anzi del Veneto in questo senso, con il supporto di Edilcassa, ha dato alla Regione un documento nel quale erano stati evidenziati proprio gli elementi di positività e di negatività, quindi dove intervenire per migliorare e quali sono stati gli elementi utili. E il monitoraggio che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo e quindi a conclusione di un ciclo di analisi ha dimostrato non solo la bontà della norma ma anche la sua capacità economica, oltre al fatto che ha dimostrato che quasi 80.000 famiglie in Veneto l'hanno utilizzata e diciamo che gli effetti dal punto di vista degli impatti ambientali e quant'altro sono assolutamente risibili rispetto a quelle che sono le previsioni invece di espansione dei piani regolatori. Allora, dal vostro punto di vista, dopo torniamo anche all'analisi che è interessante, dal vostro punto di vista, quindi come tipo di programmazione, cioè è stata utile, ha avuto una valenza interessante, deve essere riproposta, perché dopo sono tutti quei provvedimenti di cui non c'è mai certezza, no? Quanto possano proseguire? Beh, fino al 2017 siamo a posto. Vabbè, ma è domani. Sì, vabbè, ma calcolando che le concessioni hanno durato 3 anni, fino a 5 rinnovabili, ne abbiamo per qualche anno. Tutto sommato comunque, correggimi se sbaglio, ma si parla di aver salvato quasi 8.000 imprese. Ah, proprio sono state salvate? Salvate perché hanno partecipato all'esecuzione dei lavori di piano casa.
Se non ci che tipo di fosse imprese stato. sono? Spieghiamo un attimo. Sono medio-piccole Quelle generalmente. quelle artigiane, sì. insomma. Anche se nonostante gli industriali dicano che è totalmente lavoro nostro, non è pur vero perché facendo piano casa in corso d'opera anche qualche edificio un po' più mastodontico ne ha goduto il fatto, sì, è successo. Lei prima parlava di piano casa nelle altre regioni il piano casa ha fatto pochissimo, Ma infatti ma molto avevo poco, delle anzi notizie. abbiamo piani casa non più rinnovati. Abbiamo piani casa invece Bolzano, Val d'Aosta che sono stati messi a regime con una microquota e basta, fissa. Abbiamo la Lombardia che non l'ha rinnovato. Perché? Perché è volta ad altri tipi di edificazione, questo è indubbio. Però per noi nel Veneto ha valso molto e moltissimo, varrà anche per il prossimo. Forse il piano casa, si era detto anche 3 anni fa, se fosse partito 4 anni prima, forse avrebbe diluito l'investimento in edilizia, magari con risistemazioni, come diceva prima il dottor Dalla Pupa, effettivamente tante iniziative sono quelle dell'aggiunta della stanza perché è la più economica iniziativa che si può fare per avere un figlio o per avere i genitori in casa. Quindi è anche un fattore sociale tutto sommato, perché effettivamente se io ho i genitori anziani e posso trattenerli in casa, anche la regione avrà un risparmio sociale e economico, sì o no? Assolutamente una speculazione di questo tipo. Assolutamente sì, perché da noi per esempio si è visto nel boom edilizio quando i giovani dicevano ma io vorrei rimanere nel mio paese ma non ho l'opportunità perché magari è un paese che non ha edificazione nuova e quindi non posso aggiungere la stanza, le 2 stanze o l'ampliamento e quindi mi sposto in un altro comune dove posso acquistare magari l'appartamento. Abbiamo spostato anche autoctonie varie per questo problema. Forse se si faceva prima, perché prima i comuni, per quello i comuni sono andati contro il piano casa a capofitto, perché? Perché loro decidevano l'edificazione e gli ampliamenti erano ridottissimi, perché? Perché c'era la spinta ad andare a costruire nelle nuove zone edificabili. Ma c'è stata una paura, come lo diceva il professore prima, ma poi l'abbiamo sentito più volte, che si andasse oltre certi limiti, No, ma è anche invadere il suolo urbano. Ma parliamo di iniziative private e non speculative, basta dire questo, cioè chi a casa sua fa un ampliamento che non sia degno dell'edificio principale? Nessuno, presumo, nessuno. Quindi bastava lasciare un po' la responsabilità a chi doveva edificare, perché comunque i comuni sorvegliavano e hanno sorvegliato e sorveglieranno anche il piano casa, ma mi sembra che è un po' assurdo pensare che il piano casa invadesse il territorio quando erano ampliamenti, cioè aggiunte che logicamente e morfologicamente si adeguano all'edificio principale, ma hanno un costo molto inferiore. Poi c'è il fattore economico, capisco che il comune effettivamente non trae tantissimi vantaggi, ma la legge del 20% esente è sempre esistita, quindi diciamo che qualcuno ha usato a proprio favore qualche slogan un po' sbagliato, se andiamo a vederlo. Infatti, dal punto di vista di movimentazione economica, vediamo un po' di analizzarlo perché per il settore soprattutto in una fase storica dal punto di vista economico così delicata, in una fase congiunturale negativa che ormai dura da troppi anni, sarà una delle molle che consentiranno al settore di rimanere vivo, di continuare a sopravvivere, tra virgolette, perché noi in questi anni di crisi abbiamo perso una fetta importantissima del volume d'affari e non è un problema solo per gli operatori dedicati del settore, ma è un problema per l'intera economia, perché giustamente è stato detto che il mondo dell'edilizia è un volano formidabile per l'economia. Ecco, quindi questo drastico ridimensionamento del settore, guarda che parliamo di dati che sono attorno al 35-40% di calo. Però non si sarebbe più comunque potuto costruire in modo così mostruoso come era in quegli anni, cioè a un certo punto bisognava che sì, ma logicamente questa è un'evoluzione positiva e infatti la nostra regione ha un livello di urbanizzazione vista dal satellite, è stata fatta un'analisi anche recente, poi chiederò conferma al professore, che è spaventosa a livello globale.
cioè sembra un'enorme città metropolitana diffusa su tutta la pianura padana, cosa che sì, in modo anche disordinato. in modo disordinato, caotico, senza una logica E noi non ci possiamo più permettere di occupare ulteriormente il bravissima, territorio. questo è il discorso. Per cui... E questa legge va proprio nella direzione giusta, perché consente di riqualificare quello che già c'è, di contenere eventualmente le necessità di crescita in un ambito già urbanizzato. Anche una diminuzione dei costi, perché urbanizzare è un costo sociale, anche se il comune genera introiti o generava introiti perché venivano incassati gli oneri di urbanizzazione, certo. Però poi alla fine si innescavano anche dei costi, quindi era un'illusione di incamerare risorse. Sì, fisicamente c'era l'entrata, però poi c'erano dei costi per mantenere viva l'urbanizzato. Quindi questa normativa va nell'indirizzo giusto ed è appunto per quello che noi volentieri abbiamo investito delle risorse per monitorare la situazione e dare anche al legislatore locale gli strumenti per agire in modo mirato. Quindi voi vi spiegate che la cosa possa essere ancora abbracciata dai cittadini, perché poi gli artefici sono i cittadini che, sensibilizzati in questo senso, certo, colgono l'opportunità. Ovvio che se cittadino anche esiste un provvedimento, però di questo non se ne parla, non si spiega tutta la valenza, va a cadere nel dimenticatoio, ma è normale che sia così, salvo che uno non abbia l'esigenza immediata. Ma... se si aggiunge anche la contrarietà di alcune amministrazioni locali, la cosa tende a spegnersi. Perché anche io ho sentito recentemente la contrarietà di tutto. Che dal nostro punto di vista è assolutamente immotivata, perché qualsiasi altra soluzione sarebbe più onerosa, più dispendiosa e andrebbe ancora una volta a occupare suolo nuovo, che è quello che non possiamo più permetterci in Veneto. Assolutamente. Voglio tornare su questi argomenti, poi sentire anche un po' l'analisi della situazione della crisi, perché l'abbiamo accennato, arriviamo a un momento in cui si spera che se ne possa anche uscire, quindi voglio capire da voi se ci sono dei segnali in questo senso oppure no, perché diciamo che siete un po' il termometro della situazione. Pubblicità, pochi secondi e poi torniamo insieme.